Chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso o quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia e nemmeno di un amore, non conviene. Quando dico di parlare di Maria, voglio dirvi una cosa che conosco bene. Certamente non è un tema appassionante in un mondo così pieno di tensione. Certamente siamo vicini alla pazzia, ma è più giusto che io parli di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà. Non è facile parlare di Maria, ci sono troppe cose che sembrano più importanti. L'interesse di politica e sociologia per trovare gli strumenti e andare avanti. L'interesse di qualsiasi ideologia, ma mi è difficile parlare di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà. Se sapessi parlare di Maria, se sapessi davvero capire la sua esistenza, avrei capito esattamente la realtà, la paura, la tensione, la violenza. Avrei capito il capitale, la borghesia, ma la mia rabbia è che non so parlare di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà, Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà, Maria, la realtà, Maria, la realtà. Che non so parlare di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà, Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà, Maria, Maria, la realtà, Maria, la realtà. Grazie.